canto numero 161. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Signore, ho sperato e su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. Eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù siano con tutti voi. Sorelle, messaggio che stiamo è la Chiesa di Gesù in cammino nel mondo. Sappiamo che questa è la creatura che Gesù ha voluto e che Lui ci ha affidato con una missione sorprendente, quella di testimoniare Lui, il suo messaggio di amore e la sua risurrezione. Oggi la ricordiamo, la Chiesa, perché è la nostra famiglia alla quale apparteniamo e sappiamo quanto ha bisogno di per celebrare degnamente l'Eucaristia. Allora chiediamo al Padre che ci perdoni quello che ci portiamo dietro come debito quotidiano, la nostra fragilità. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Abbia misericordia di noi, con i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, ci intendi di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio. Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbia di noi. Tu che togli i peccati del mondo, la nostra, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria. Preghiamo.
O Dio, Signore della terra, un cuore perché sappiamo riconoscere la tua parola nelle profondità dell'uomo, ogni avvenimento e nel nostro Signore Gesù Cristo. Tu regna con te nell'unità, Dio Santo, per tutti i secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: e fermati sul monte in presenza del Signore. Ed ecco vento impetuoso e gagliardo da spezzare i monti e le rocce, ma il Signore non. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera, come l'udienza. Elia si il mantello e si fermò. Mostraci, Signore, la tua. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore, e gli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non testimoniando Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Io spero nel Signore, spera l'anima attendo la sua parola. Alleluia. Alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, stava via da terra, terra agitata dalle onde, il vento era e andò verso di loro il mare. Discepoli spidero, è un fantasma, e gridarono dalla paura. Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro a loro gli rispose: Signore, se tu sei, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli gli disse: vieni. Pietro a Gesù, ma vedendo che il vento era forte si impaurì e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Ma subito Gesù tese la mano, lo evitato. Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, Matteo ci ha ricordato quello che è avvenuto con Gesù e i suoi discepoli dopo il grande miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, col quale Gesù ha sfamato una moltitudine di gente. È il miracolo più strepitoso che incontriamo nei 4 Vangeli. Matteo e Marco addirittura 2 volte di 2 tradizioni hanno sincronizzato nella redazione finale del Vangelo. Abbiamo così nei Vangeli 6 narrazioni di questo miracolo grandioso, che sicuramente dovette essere uno solo. Questo però prova una cosa importantissima, perché quello che è successo, sappiamo, era frutto dei tempi che non avevano le nostre possibilità di mettersi d'accordo, lavorare insieme, però questo per noi è un argomento forza, mostra l'importanza che la Chiesa apostolica, la Chiesa primitiva, dava a questo miracolo, che ha un valore di segno, il segno indicatore dell'Eucaristia, il cibo spirituale che Gesù ha resa come alimento nel suo cammino. Compiuto il miracolo, Gesù dice ai discepoli di precederlo nell'altra parte del lago, poi congeda la folla e si ritira solo sul monte. Gesù uomo ha bisogno anche lui di riposo e lo cerca. Solo sul monte cerca l'incontro col Padre e si immerge. E Gesù lascia il monte e raggiunge i discepoli
arrivati al traguardo. Gesù con un mare e un vento contrari che non riescono a non con un fantasma e gridano al fantasma, ma Gesù dice loro: no, sono io, non abbiate paura. Quella voce i discepoli lo riconoscono, lo ricevono sulla barca con loro, è il mare che continua a essere tutto. Bolero che raggiunge Gesù, che raggiunge i suoi discepoli in difficoltà, rappresenta simbolicamente il cammino della Chiesa nel mondo. Padri della Chiesa hanno sempre visto in questo incontro di Gesù con i discepoli disorientati del mare il processo della Chiesa di Gesù. Come dice Agostino, tra le persecuzioni del mondo e tra le consolazioni di Dio. Veramente questa Chiesa di Gesù, questa barca, di Gesù, che coloro che lo seguono dopo 2000 anni di storia, lo sappiamo, vive un'esistenza nel mondo travagliata da grandi avversità che si manifestano nella persecuzione diretta, viva, sappiamo, e anche nell'odio del mondo, come dice Gesù. Fidandosi delle sue forze, la Chiesa sicuramente non potrebbe compiere del suo cammino, ma Gesù sta miscredenza, credo di più. Io i miei africani li vedevo credenti molto più di noi. Situazione così difficile, Gesù diventa il garante della salvezza del mondo. È Lui che ci assicura, Lui che ci ha detto: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Non abbiate paura delle potenze del mondo, non prevarranno, dicano quello che vogliono, non prevarranno contro la Chiesa di Dio. Perché? Perché Dio è più grande di tutti i nostri errori. Non andiamo contro di Lui, no. Ciò che è importante per la Chiesa cos'è? È seguire Gesù. Questo è il nostro proposito, fedeltà, azioni più avverse, le vite di fede è un cammino. Per nessuno, non è le difficoltà non sono mai mancate per nessuno, il dubbio di dire Gesù che è la Padre, non è. Però Gesù non ci scoraggia, venite dietro a me, ci invita. Per un momento come Pietro vorremmo anche noi camminare sulle acque incontro a Gesù, ma la nostra fede risulterà sempre mancante. E allora affogheremo, ma c'è Lui che ci stende la mano
e conoscendo la nostra povertà ci assicura e ci dona salvezza. Allora, fratelli miei, ecco la riesce a donare a questo Cristo Gesù che il Padre ci ha donato e coltivare la certezza che fin tanto che Lui è con noi sulla nostra barca non ci saranno naufragi. Sì. Non. Padri antichi ci hanno detto da esperienza e anche con un latino facile che dice così: la Chiesa di Gesù fluctua, sed non mergitur, fluctua, ondeggia sulle ma non affonda, perché Dio è quella allora, sì. Facciamo la professione di fede, credo in un solo Dio, Padre, di tutte le cose, credo Signore Gesù Cristo, unigenito Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Però Spirito Santo, fu crocefisso e fu sepolto il terzo giorno. E ha parlato per mezzo dei profeti, credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo, di morte, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, tra le prove, le tempeste della vita, ci è data nella fede un'ancora sicura di salvezza. C'è per il Papa, in mezzo alle contrarietà e alle sfide del nostro tempo, accompagni la Chiesa di Cristo, sostenuto e sorretto sempre dalla forza della fede. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per quanti sono posti a servizio della società civile, devono farsi carico delle attese e dei disagi di coloro che necessitano di un aiuto concreto. Però preghiamo. Per quanti a lasciare la loro terra di origine, trovino un porto sicuro che li accolga. Per noi qui presenti, la scuola del Vangelo ci insegna a riconoscere e ascoltare l'età
giunturro della voce si è manifestato con nomi nostri di affidiamo abbiano compiuto, Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pianeta uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro ufficio, innanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sia gradito a Dio Padre. Signore, la tua misericordia sti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Signore, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da darci il tuo Figlio unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui abbiamo lui servo istruito la salvezza, noi che gli angeli santi proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver ceduto il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la dell'eterna alleanza, versato per voi il ricco. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata del giorno in sua vita. Della comunione con il nostro Papa Francesco, Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutte le persone consacrate, tutti i nostri fratelli della risurrezione. Di noi tutti abbi misericordia, una vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre, San Giuseppe, gli Apostoli, noi non graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio, la tua gloria, per Cristo, con Cristo e nei ricordi secoli, d'ora insieme preghiamo il Padre. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro come a venire. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nella che si compie la speranza. Gesù, i apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti
voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena. Il sangue di Cristo mi guardino per la vita. Canto 12. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e mentre si imbianca già tu guardi le ci aprirà e offri della croce di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio e la speranza sembrava che ondeggia ormai è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Offri la tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.
Preghiamo la partecipazione ai tuoi sacramenti, ci salvi, ossia noi tua verità per Cristo nostro Signore. Paio di avvisi: 17 agosto, giovedì prossimo, in santuario vi sarà l'adorazione di Maria Assunta a confessione a agosto. Ardiamo benedipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Avesse finito, andiamo in pace. A tutti buona domenica. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi noi, sardi tuoi, per una o Maria, ascolta, in te. La chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e ti dà